Volevo innanzitutto ringraziare tutti per la vostra presenza, che vedo che siamo veramente tanti e questo mi fa un grande piacere. E una parola particolare per il sovrintendente del Teatro Carlo Felice, che doveva essere presente tra di noi, mentre ha avuto un impegno importante, ha dovuto andare a Milano, ma mi ha scritto 2 righe che io vorrei per tutte le socie del CIF che sono presenti leggerle, perché sono veramente bellissime. Gentilissima Presidente, a nome mio e del personale della Fondazione Carlo Felice, Teatro di Genova, desidero rappresentarle i sentimenti di stima nei riguardi del Centro Italiano Femminile, che con questo concerto, dedicato alla Festa della Donna, conferma l'alta missione socio-culturale dell'antica associazione fondata sui valori cristiani. Ringrazio ancora il sovrintendente, credo che questa sia veramente una lettera da tenere e da conservare. Io mi presento, tanti mi conoscono, chi non mi conosce sono Laura Casanova, Presidente del CIF. Il CIF, come avrete letto, è stata la prima associazione femminile nata in Italia di volontariato nel 1945. Siamo presenti in tutte le regioni italiane, abbiamo la sede centrale a Roma e rappresentiamo praticamente tutti i comuni che abbiamo in Italia. A Genova la nostra sede è in via 25 aprile e lì noi in questo momento abbiamo corsi di informatica per naturalmente tutto gratis, corsi di formazione di informatica per le persone anziane, persone che hanno difficoltà con i telefonini per leggere le medicine e quant'altro, e noi li aiutiamo a imparare almeno le cose principali. Ci riuniamo in questa sede naturalmente per le assemblee, tutte le settimane facciamo con chi vuol partecipare giochi di società e letture. Stiamo preparando dei corsi sul turismo, vorremmo preparare delle guide e degli accompagnatori turistici che credo che alla nostra città manchino, e quindi noi cercheremo in autunno di formare questi corsi e provvederemo a invitare più ragazzi possibili. Il CIF inoltre ha una scuola a Borzoli di formazione, una scuola che è stata accreditata dalla Regione nel 1980. Ha circa 400 studenti, ha 200 ore di formazione, ha 200 docenti e 150 aziende che collaborano con noi. Credo che questo sia un dato veramente importante. Abbiamo poi il centro Mascherona, dove riceviamo tutte le famiglie che hanno bisogno di aiuto. Gli emigranti, insegniamo l'italiano, consegniamo pacchi di alimentari e quant'altro. Sul Chiavari abbiamo il centro di ascolto e soprattutto il telefono donna aperto 24 ore su 24. CIF fa molte altre cose. Io sono onorata di dire che lo scorso anno abbiamo inaugurato la piazzetta di Campetto. Purtroppo mi ripeto perché lo dico sempre, ma ne vado molto orgogliosa. La piazzetta di Campetto l'abbiamo abbellita con delle panchine di marmo, abbiamo messo l'acqua alla fontana che non c'era e abbiamo posto un cartello dove c'è tutta la descrizione del Barchile, che è la prima fontana nata a Genova. Quindi il CIF è veramente importante. Allora, una giornata importante, siamo alla conclusione, proprio alla fine, no? Sono stati tanti gli applausi e penso anche tante le soddisfazioni. Sì, molte le soddisfazioni, non mi sarei mai aspettata di avere un successo così grande. E sono veramente felice e sono contenta che il CIF abbia fatto questo concerto, che è sembrato veramente che sia piaciuto a tutti. Le posso dire che ho lavorato non poco per far venire il maestro Militello da Roma, perché lui è un grande concertista e quindi non era facile averlo per un pomeriggio così piccolo.
E invece abbiamo ottenuto anche questo, noi del CIF, e sono veramente contenta. È stato un grande successo, rimarcato anche dal palco, dove ad esempio il sindaco Marco Bucci ha veramente, ha veramente avuto parole toccanti. Sì, mi ha fatto piacere perché sia Bucci, sia mio figlio e sia la senatrice Pucciarelli hanno fatto dei discorsi, veramente hanno elogiato il CIF, e questo mi ha ingrandito veramente di orgoglio. E spero di continuare con altre manifestazioni importanti e soprattutto piacevoli per le persone che ci circondano, per quelli che ci seguono, perché l'importante è quello. Voglio ancora ringraziare però tutti quelli che hanno fatto le offerte per le famiglie bisognose, che noi sosteniamo giornalmente, direi, e far conoscere soprattutto chi è il CIF. Questa è una cosa che credo che sia importante e ne valga la pena di fare questi bei pomeriggi in società. Assolutamente, ed è stato un successo che abbiamo raccontato qui a Truman TV Monte Carlo. Le rivoluzioni sono processi lunghi e complessi, ma sono sempre innescate da piccoli ma significativi cambiamenti. Il mondo di oggi evolve, muta e si trasforma con una velocità mai vista in precedenza. Il cambiamento può essere rischio od opportunità, instabilità o ricerca di nuovi assetti. Evidence è cambiamento, evidence è rivoluzione, evidence è il primo passo per innovare il mondo della logistica e dell'advertising proponendo lo Smart Container ISO. Dall'intuizione di Angelo Martinengo e Giorgio Perrino, che da decenni proponevano di utilizzare i container come vettori pubblicitari, si è arrivati, grazie all'apporto di Lorenzo Zeppa, alla nuova proposta dello Smart Container ISO. L'intuizione è quella di trasformare la struttura del container marittimo tradizionale mantenendo gli standard ISO. Le grandi pareti laterali saranno riviste e implementate con sottilissimi schermi OLED, portati da un pannello trasparente antisfondamento trattato con del gel di silicio amorfo, per rendere la superficie fotovoltaica. Il nuovo Smart Container potrà viaggiare per il mondo e riprodurre messaggi pubblicitari digitali, offrendo una visibilità unica e un nuovo strumento di promozione per i clienti inserzionisti. La nostra piattaforma Evidence Display offrirà ai clienti la possibilità di acquistare visibilità con la stessa facilità di accesso di Facebook, mostrando le inserzioni in luoghi non convenzionali con modalità mai realizzate in precedenza. Ma il modulo che abbiamo progettato non è solo questo. L'autonomia energetica che abbiamo creato ci dà la possibilità di inserire una nuova tecnologia nel container attraverso il GPS, con sensori di temperatura e umidità, microcamere per il controllo del carico e degli esterni, oltre alla possibilità di sigillare le porte con una serratura elettronica, in grado di aprirsi manualmente solo con il codice segreto o da remoto, così da minimizzare furti e manomissioni. Ma quanto vale il mercato dei container? Sono oltre 40 milioni i moduli Teo in circolazione nel mondo e spostano ogni giorno il 97% della merce che acquistiamo. Via mare o via terra, da che sono stati inventati hanno preso il sopravvento del mercato grazie alla semplice introduzione della loro misura standard. Oggi questo standard viene rivisto da Evidence, che lo evolve e lo porta nel futuro. Evidence produce i nuovi container Smart ISO e aggiornerà i vecchi installando la tecnologia brevettata. Evidence noleggia gli Smart Container ISO e lo fa rivoluzionando il mercato. Propone infatti una inedita forma di contratto. Finché il container è in viaggio, il costo di noleggio per l'armatore è pari a 0. Evidence Display è la piattaforma digitale online che vende e gestisce gli spazi pubblicitari, consentendo agli inserzionisti di costruire e controllare le proprie campagne pubblicitarie nel mondo. Il software controlla da remoto gli schermi e ne comanda le impressioni in base agli ordinativi pubblicitari. Evidence inoltre propone l'assicurazione specializzata per proteggere gli Smart Container ISO, così da tutelare al meglio il cliente nell'affitto e nella copertura di eventuali danni. Infine, Evidence Analysis è il software specializzato nell'analisi dei dati raccolti dai container in giro per il mondo, che registra ogni evoluzione nella blockchain. Queste informazioni saranno rese disponibili per i clienti, che potranno così monitorare in tempo reale
le proprie spedizioni e conoscere al meglio i propri flussi per poter compiere le migliori scelte per il proprio business. I dati in nostro possesso sono davvero incoraggianti e prevedono una progressione di fatturato davvero significativa, per non parlare delle possibili evoluzioni che Evidence promette. La tecnologia che abbiamo sviluppato potrà essere impiegata per i manifesti pubblicitari analogici in giro per il mondo, trasformandoli in digitale. I servizi assicurativi potranno assicurare non solo gli smart container ISO, ma anche la merce trasportata e le navi. La nostra tecnologia potrà interagire con i mezzi di movimentazione di container in banchina, totalmente robotizzati ed autonomi, oltre a fornire le basi per lo sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale per prevedere il migliore carico di una nave o la disposizione dei container in banchina, per massimizzare la velocità di spostamento delle unità. Infine, le numerose informazioni conservate nella blockchain di Analysis saranno uno degli strumenti importantissimi per gli analisti finanziari e trader, che dai dati di flussi di merci potranno trarre previsioni sui future e sulle materie prime. Ma il futuro sarà sempre più smart e green. Il nostro container smart produce più energia di quella che consuma e le batterie interne consentono uno stoccaggio energetico per poter funzionare anche di notte, senza compromettere la capacità di carico. Quando i container sono in navigazione o fermi in un polo logistico, gli schermi non sono attivi, ma viene ugualmente prodotta energia. Ogni smart container ISO può generare circa 2 kWh, potendo così facilmente disporre di una piccola centrale fotovoltaica, che in futuro potrà rivendere l'energia alla nave, alla banchina o alla rete pubblica, massimizzando i guadagni e generando ulteriore valore aggiunto salvando l'ambiente. Evidence. Logistic and ADV run together.